Rinasce la Cassa Mutua dei Commercianti. Confcommercio Treviso sottoscrive con RBM Salute, colosso dell'assicurazione sanitaria, un fondo sanitario integrativo dedicato agli imprenditori e ai lavoratori autonomi del terziario. Sani Insieme, questo è il nome dell'iniziativa, che dunque copre in tutto o in parte una serie di prestazioni, dalle analisi alla diagnostica a terapie, in oltre 4.000 strutture private convenzionate in Veneto, di cui 800 nella Marca, ma rimborsa anche i ticket e i ricoveri del sistema sanitario nazionale. È la presentazione di un progetto che parte da una considerazione: è cambiata, sta cambiando la sanità. La manovra di cui si sta parlando oggi, 3 miliardi e 4 a livello centrale, va nella direzione di una robusta decurtazione dell'aspetto sanitario, e quindi l'idea è quella di integrare il Servizio Sanitario Nazionale attraverso tutta una serie di prestazioni. Peraltro questo è un aspetto che non ci è nuovo, perché nel nostro settore il mondo bilaterale ha già prodotto 2 enti in grado di garantire questo: uno per i lavoratori dipendenti e si chiama EST, un altro per i quadri del commercio e si chiama QAS. Quindi in questo momento copriamo un buco rivolto ai cosiddetti lavoratori indipendenti, cioè agli imprenditori. Sempre più modello Luxottica anche per il terziario trevigiano, Presidente? Sì, da un certo punto di vista. In realtà questo non entra nei progetti di welfare, è una proposta specifica che rivolgiamo ai nostri operatori, ai nostri associati, dicendo loro: siccome l'ammalarsi è un lusso che non vi potete permettere, vi garantiamo tutta una serie di strumenti che potenzino l'aspetto precedente, e cioè la prevenzione. Non dovrebbe esserci un sistema sanitario nazionale? C'è, funziona benissimo, e noi abbiamo anche tutta una serie di analisi da questo punto di vista. Difatti ci proponiamo il tema e l'obiettivo non di sostituirlo, ma di integrarlo, potenziandone le possibilità. Pensate per esempio alla copertura che diamo dal punto di vista odontostomatologico, cioè denti e dintorni, bocca e dintorni, che il sistema sanitario nazionale non copre. Il costo è di 50 centesimi al giorno, più altri 50 per estendere la copertura anche ai familiari. Tariffe rese possibili dalla massa critica dei 10.000 potenziali aderenti, tanti quanti sono gli iscritti a Confcommercio, rappresentanti in massima parte di piccole e piccolissime aziende, spiega Salvadori, per i quali fino ad ora ammalarsi era un lusso. Ci siamo dati 2 obiettivi insieme a Confcommercio. Uno era quello di garantire una facile accessibilità alle cure, per consentire a chi ha una impresa, un lavoro autonomo, di poter continuare a lavorare anche durante il periodo di cura senza problematiche per la sua azienda. Il secondo obiettivo era quello di ridurre il costo della spesa sanitaria privata sulle famiglie, in particolare sugli imprenditori. Il fondo risponde sostanzialmente a queste 2 esigenze, per cui da un lato un servizio di ricerca della struttura sanitaria presente sul territorio immediatamente disponibile, sia essa struttura privata che struttura pubblica, e al tempo stesso copertura del costo del ticket piuttosto che della prestazione privata necessaria da parte degli associati.